Oggi noi ci prepariamo in questo momento a parlare al Paese di reddito di cittadinanza. Ne abbiamo parlato più volte, ne parleremo ancora. Ma sono i fatti quelli che contano. Grazie ai nostri consiglieri regionali in Molise e grazie all'ordine del giorno in Friuli Venezia Giulia, parte un reddito di cittadinanza in 2 regioni dove ci siamo. Nelle regioni dove ci siamo, i nostri consiglieri regionali, tagliandosi lo stipendio, fanno partire nuovi posti di lavoro con il microcredito. Ciao a tutti, siamo qua oggi per 2 motivi. Il primo è che è passato un altro anno e quindi è scaduto anche il mio mandato da capogruppo. Abbiamo eletto il nuovo capogruppo che è Andrea Ussai. Il secondo motivo per cui siamo qui è che, tenendo fede agli impegni che abbiamo sottoscritto in campagna elettorale, siamo qui a mostrarvi il nostro assegno per l'ennesima restituzione. In questi 2 anni siamo riusciti a restituire in totale 504.000 euro. In questo momento in cui tutti sono occupati a vedere che cosa gli altri fanno per essere più virtuosi o per essere più risparmiosi, noi, come sempre, passiamo dal dire al fare e quindi anche per questa volta abbiamo i nostri belli assegni da restituire al Fondo per lo Sviluppo. Noi in aula tante volte durante questa legislatura ci siamo sentiti dire che questa restituzione per alcuni consiglieri della maggioranza è un'emerita stronzata, perché restituiamo soldi e li andiamo a buttare in un calderone che sarebbe il Fondo per lo Sviluppo delle Imprese. Io ci tengo a precisare che abbiamo restituito 500.000 euro in 2 anni e noi siamo solo in 5, mentre pochi mesi fa, 2 o 3 mesi fa, la Giunta ha stanziato 300.000 euro per le start-up innovative di questa regione per i prossimi 3 anni. Quindi lo sforzo che facciamo è chiaramente notevole, però insomma, lo facciamo con piacere e questo è l'unica cosa è una delle tante cose che ci differenzia da tutti gli altri qua dentro. E per chiudere, visto che più di qualcuno ci ha detto che siamo qui per imparare, noi siamo qui a versare la nostra retta per la buona scuola. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno.